Il copione si è ripetuto anche quest'anno, registrando il consueto successo che arride da anni all'iniziativa. Il FAI ha organizzato le giornate FAI di primavera, che in soldoni consentono ai cittadini, rigorosamente in fila ove non siano iscritti, di visitare alcuni edifici o luoghi generalmente interdetti al pubblico. Quest'anno in regione 8 comuni hanno aderito per un totale di 18 siti, 3 dei quali a Trieste, la chiesa greco-ortodossa di San Nicolò, solo quest'oggi visita riservata agli iscritti, la prefettura e Palazzo Vivante. A gruppi, triestini e turisti, guidati dai ciceroni del FAI, si sono lasciati condurre nelle sale, lungo le scalinate, sul balcone che affaccia in Piazza Unità, per conoscere di più sugli edifici da un punto di vista artistico e sociale, non senza qualche spunto di curiosità. Il tutto in un periodo di tempo che non è breve, ma semplicemente sufficiente. Più o meno 30-40 minuti e le visite sono circa ogni 20 minuti, mezz'ora. E domani si replica. Infatti domani apriremo di nuovo 10-13 e 14-18 in prefettura e a Palazzo Vivante dalle 14 alle 18.